Buongiorno, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con A Voi la Linea per approfondire i temi del giorno. Parliamo degli effetti collaterali del Covid e non solo, perché se ne parlerà nel webinar Intra di oggi pomeriggio che mette a confronto infettivologi e altri medici coordinati dal dottor Massimo Crapis, responsabile delle malattie infettive di ASFO, fa il punto sulla pandemia in regione, sottolineando come ancora troppi 50-60 anni non siano vaccinati, un pericolo in più in vista dell'arrivo dell'influenza. Appuntamento oggi pomeriggio per il webinar che mette insieme i migliori infettivologi del territorio, possiamo dire, organizzato dal dottor Massimo Crapis per il quinto anno consecutivo. Insomma, oggi pomeriggio dibatterete su che cosa? Sì, intanto è un piacere pensare di essere arrivati alla quinta edizione di questo convegno che ormai ha un'egida non solo diciamo, del Triveneto ma anche ormai quasi nazionale, anche perché ci sono nomi del calibro del professor Viale, del professor Tascini, del dottor Tinelli, per cui diciamo che patrocinio della Società Italiana di Malattie Infettive, per cui una bella dimensione. Dibatteremo due grandi temi, purtroppo siamo stati costretti a organizzarlo ancora in modalità webinar perché non volevamo rischiare di doverlo fare in presenza, anche se ovviamente si perde un po' di interesse, con due grandissimi temi nel pomeriggio. Uno, gli effetti collaterali indiretti del Covid, quindi non parleremo tecnicamente di Covid, ma di tutto quello che ha determinato in vari ambiti della medicina, ovviamente non tutti perché non riuscivamo a diciamo, esaminarli tutti, e il secondo aspetto invece per noi è molto interessante perché parleremo di antimicrobial stewardship, quindi di antimicrobico resistenza, un tema assolutamente sempre attuale che sta peggiorando nella pandemia purtroppo, ci stanno venendo in aiuto dei nuovi farmaci, ne sono già usciti due, ne uscirà un terzo a breve, e quindi è una riflessione tra noi per cercare di capire la miglior collocazione e il miglior utilizzo di queste nuove molecole antibiotiche. Anche il punto del Covid, quello che possiamo dire oggi, si sono viste nei giorni scorsi le file molto lunghe all'esterno delle farmacie per le persone non ancora vaccinate che prenotano i tamponi per poter accedere al lavoro. Sappiamo insomma che c'è l'obbligatorietà del Green Pass dal 15 ottobre. Ecco, questo dato che cosa le fa pensare? Questo dato purtroppo ci conferma un dato statistico che noi sappiamo che è molto importante, ovvero che, io parlo di Friuli Venezia Giulia, circa il 15% della popolazione over 50 non è ancora vaccinata. Questo è un dato pericoloso per il sistema sanitario, pericoloso per le persone che non sono vaccinate in primis e poi per il potenziale sovraccarico del sistema sanitario, perché in quella popolazione mediamente, diciamo così, che la percentuale di probabile malattia grave e moderata è del 20%, per cui il 20% di queste persone potrebbe purtroppo richiedere un ricovero, e questo è un dato assolutamente preoccupante sul quale dobbiamo ancora lavorare tutti insieme, noi come medici ma anche le persone, nel riflettere che, in particolare un dato voglio smentire, il fatto che questi vaccini siano sperimentali, siano venuti fuori da poco tempo. Allora, che siano venuti fuori da poco tempo, vero, ma in realtà hanno tutta la sperimentazione che diciamo, seppur condensata, però è stata fatta tutta per essere messa in commercio, ma soprattutto si pensi che oggi, per quelli che ancora non l'hanno fatto, le dosi che sono state fatte sono più di 3 miliardi nel mondo di questa vaccinazione, e quindi abbiamo un'esperienza in termini di effetti collaterali molto più ampia di tanti altri vaccini che magari sono fuori da una decina d'anni, e possiamo assolutamente dire con questi dati che gli effetti collaterali sono assolutamente, per fortuna, molto bassi. Qual è la percentuale di vaccinati che abbiamo raggiunto in Friuli Venezia Giulia? Nel Friuli Venezia Giulia abbiamo superato di poco il 70%, diciamo che siamo circa il 70% con ciclo completo, un altro 4% con, diciamo, in attesa della seconda dose, che comunque è meglio di niente. Siamo però purtroppo lontani dalle percentuali che ci consentono di essere più tranquilli, perché sappiamo che con la variante Delta la contagiosità del virus è più alta, e quindi quel famoso 70% a cui volevamo tendere per avere l'immunità di comunità purtroppo si è alzato ad almeno il 90%, per cui anche da questo punto di vista c'è ancora da fare anche a livello generale. Ripeto, la cosa che mi interesserebbe di più è che gli over 50 diano il contributo fondamentale per andare a incrementare la percentuale, per quello che ci siamo detti, ma comunque in termini generali dobbiamo ancora lavorare un po'. Terza dose, chi la farà, quando, se ci sono dei tempi, e poi si comincia a parlare anche di terza dose associata al vaccino antinfluenzale?
Sì, diciamo che la terza dose al momento si è vista, diciamo, necessaria nelle persone con deficit immunitari, sistema immunitario che quindi può aver risposto un po' meno alle 2 dosi e soprattutto in maniera più veloce cala come livello di protezione, per cui è già cominciata negli immunodepressi, nei trapiantati per esempio, e adesso ha appena iniziata negli over 80 che come sappiamo hanno un sistema immunitario comunque meno competente, diciamo così, delle persone più giovani. Ci saranno anche gli operatori sanitari a brevissimo, diciamo, ma non tutti, nel senso che non ci sarà l'obbligatorietà della terza dose, ma sarà consigliata anche qui per chi ha delle problematiche immunologiche e per chi ha più di 60 anni tra gli operatori sanitari, perché ricordiamoci che essendo i primi che sono stati vaccinati ormai siamo a ben più di 6 mesi e qui la possibilità che il titolo cali purtroppo c'è e quindi diciamo che c'è questa opportunità. Unirla all'antinfluenzale assolutamente non c'è nessuna controindicazione, non c'era teoricamente, adesso ormai tutti gli enti regolatori anche italiani hanno, diciamo, ratificato e sottoscritto questa cosa, per cui anche in termini di praticità, per esempio gli operatori sanitari che faranno la terza dose assolutamente la faranno assieme alla vaccinazione antinfluenzale che dal 15 ottobre inizierà, saranno disponibili i vaccini antinfluenzali e sarà ancora più importante, ecco io stresso questo concetto, quest'anno vaccinarsi per l'influenza non facendosi fuorviare dal fatto che l'anno scorso non c'è stata perché in realtà le misure restrittive erano molto alte, adesso le misure restrittive e da un certo punto di vista per fortuna sono più blande, le scuole sono aperte e si dovrà cercare di tenerle aperte il più possibile, quindi però questo vuol dire che purtroppo ricomincerà la circolazione anche di altri virus oltre al Covid e quindi l'influenza sarà una malattia da temere, anche perché da un lato confonderà i sintomi, dall'altro il fatto di aver saltato un anno dal punto di vista immunologico potrebbe, questo lo vedremo e speriamo di no, ma potrebbe significare una quantità di sintomi peggiori in termini di gravità. Ed ora parliamo di scuola e di lavoro. Ospite di Barcolana Sea Summit, l'assessore regionale a lavoro e formazione Alessia Rosoren ha fatto il punto sul lavoro in ambito marittimo e sul come sta andando il mondo della scuola a poco meno di un mese dal suono della campanella. Assessore, oggi a Barcolana si parla di lavoro e di mare, un binomio importante soprattutto per il Friuli Venezia Giulia, ovviamente. Si parla di lavoro e si parla di mare, ma si parla in maniera molto concreta di quello che è tutto il percorso che accompagna il lavoro, del tema della formazione, degli strumenti che devono essere messi a disposizione di chi sceglie questo tipo di carriera, di un centro di competenza su tutti i percorsi formativi legati al mare sul quale bisogna iniziare a puntare. Si parla di innovazione. Si parla di scienza, si parla di applicazione, di tutte quelle che sono le rivoluzioni che stiamo vivendo rispetto a quello che è il futuro che si prospetta per chi sceglierà di lavorare in ambito marittimo. L'ha detto, la formazione è la chiave di volta per riuscire a rispondere alle crisi occupazionali che per fortuna in Friuli Venezia Giulia il sistema ha retto bene, possiamo dire anche questo. Il sistema sta reggendo e sta reggendo bene, sta sicuramente dando degli ottimi risultati che segnalano la regione Friuli Venezia Giulia tra quelle che hanno reagito nella misura migliore rispetto a quest'anno e mezzo di incertezza che abbiamo alle nostre spalle. Questo non ci lascia tranquilli, non ci fa pensare che tutta una serie di segnali, di possibili crisi che ci sono sul territorio non si svilupperanno alla fine del percorso degli ammortizzatori Covid, ci fa comunque continuare a pensare anche per quelli che sono gli ingenti investimenti in formazione che il PNRR metterà a disposizione delle regioni, che lo strumento fondamentale e importante è la formazione, quella che sembrava e che per molti anni è stata considerata un accessorio o semplicemente un percorso di passaggio tra momenti di occupazione o semplicemente un percorso semplicemente complementare quando le persone erano occupate, sta rivestendo un ruolo strategico proprio perché stiamo vivendo in un periodo in cui il salto di qualità è legato alle competenze e alle professionalità.
Come sta andando invece quest'anno scolastico? È partito da poco meno di un mese, almeno per le scuole superiori, medie ed elementari. Hanno ovviamente anche questo contrassegnato dall'emergenza Covid, speriamo anche l'ultimo. Come ho sempre detto, l'amministrazione regionale ha messo a disposizione del sistema tutti gli strumenti che aveva. Ci sono criticità ancora legate ai trasporti nel territorio dell'ex provincia di Udine, su cui l'assessore Pizzimenti sta già lavorando. Ci sono criticità legate inevitabilmente alle quarantene delle classi, che comunque sono stabilite da norme e indirizzi nazionali emanati dal Ministero della Sanità. La criticità che sicuramente più ci preoccupa è duplice, delegata al corpo docente e al corpo insegnante. Graduatorie esaurite, come abbiamo avuto modo di vedere in questi giorni, rispetto agli insegnanti di sostegno, e la possibilità che la Regione ha preso subito di affrontare con interventi di pacchetti orari per supplire a tutte le carenze di personale all'inizio di quest'anno scolastico. È un anno scolastico in salita, come sono stati in salita gli anni scolastici, gli ultimi 2 anni scolastici, però credo che da parte del Governo nazionale, per quanto nelle sue possibilità, e dell'amministrazione regionale siano state create le condizioni per garantire il proseguo. Il bicchiere non è né mezzo vuoto né mezzo pieno. Si porta dietro le criticità di 40 anni, se non di più, di abbandono del sistema scolastico, e queste le stiamo pagando in questo momento, però porta con sé impegni economici ingenti che sicuramente hanno fatto partire quest'anno scolastico meglio di quanto sono partiti gli ultimi 40 anni scolastici della storia del Friuli Venezia Giulia. Piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco con A Voi la Linea. Bentornati ad A Voi la Linea. È stato presentato questa mattina a Udine l'archivio multimediale del Novecento in Friuli Venezia Giulia, una nuova piattaforma informatica condivisa che raccoglie molteplici testimonianze documentali, fotografiche, video e audiovisive. L'iniziativa dell'ANPI e dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Sì, eccoci, siamo con Dino Spanghero, presidente dell'ANPI di Udine, di Pordenone, di Udine, per una presentazione particolare questa mattina, un archivio importante della nostra storia. Senz'altro, finalmente arriviamo a presentare al pubblico e quindi ad esternare questo archivio multimediale della storia del Novecento. Abbiamo messo insieme gli archivi nostri, quelli del Comitato Provinciale di Udine dell'ANPI, quello del Comitato Provinciale dell'ANPI di Pordenone e poi quello dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Quindi 3 archivi importanti che interagiscono tra di loro, per cui sarà possibile andare a visitare il portale che si chiama appunto Archivio Multimediale del Novecento e trovare personaggi, fatti, episodi, persone, avvenimenti visti da parte di 3 archivi diversi. Cioè, quindi noi cliccando su Udine troveremo quello che ha l'archivio dell'ANPI di Udine, di Pordenone, dell'Istituto, e possiamo determinare date, personaggi o avvenimenti. E quindi è uno strumento importantissimo, non soltanto per gli addetti ai lavori, cioè per i ricercatori storici, ma è uno strumento che noi lo mettiamo a disposizione del pubblico e soprattutto anche delle scuole, perché è un metodo di ricerca importante, perché conoscere la storia vuol dire conoscere da dove veniamo e sapere che cosa ci facciamo adesso in questa nostra società. Ecco, un progetto che è stato possibile grazie a qualche particolare finanziamento? No, noi, come si sa benissimo, agiamo in virtù di finanziamenti pubblici, quindi il finanziamento della Regione è fondamentale a questo punto, ma è un progetto che è pluriennale, nasce
c'è un lavoro importante dietro, cioè perché sistemare, intanto abbiamo immesso tutto il nostro archivio fotografico, che sono circa 2000 fotografie, per cui avevamo già fatto questo progetto e rientra, diciamo, in questo portale. Dopodiché il lavoro nasce antipandemia addirittura, no? Però chiaramente con alcune interruzioni dovute appunto al fatto, e quindi si tratta di un lavoro notevole, una notevolissima mole di lavoro, e man mano siamo riusciti ad immettere in questo portale tutte queste notizie. Poi ci sono stati logicamente i rapporti determinanti con l'Istituto Friulano per la storia del Movimento di Liberazione, a cui si è aggiunto poi anche l'AMPI di Pordenone, quindi chiaramente abbiamo uno spettro ampiamente, diciamo, documentato di quella che è la storia del Novecento, ma non solo del Novecento, perché noi arriviamo non ai nostri giorni, ma nell'immediato dopoguerra sicuramente. Per il momento, diciamo chiaramente, il fatto più importante è il movimento della resistenza, quindi fondamentalmente ci sono documenti che riguardano il periodo dal 43 al 95, ma atti audiovisivi, documenti, foto riguardano anche il periodo che va dall'immediato primo dopoguerra e nell'immediato secondo dopoguerra. Il prossimo step credo che sarà importante, cercheremo poi di arrivare ai giorni nostri, perché vorremmo anche mettere in rete quelle che sono le attività dei nostri istituti, quindi i nostri congressi, le nostre assemblee, le nostre cerimonie, i nostri 25 aprile, cioè Udine ha una storia importantissima da questo punto di vista, cioè a Udine sono passati i più grandi rappresentanti, diciamo, del movimento resistenziale, ma anche personaggi della politica importanti che il 25 aprile hanno parlato in Piazza Libertà a Udine. E di questo noi abbiamo documentazione, quindi è nostra intenzione portarlo appunto nel portale. E vediamo che cosa c'è all'interno di questo sito. Sì, il sito è suddiviso essenzialmente in 3 parti, quello dell'archivio fotografico, l'archivio documentale e poi la parte legata alle schede del partigianato, a cui si può accedere sempre liberamente. Ovviamente sarà cura dell'archivista dare o meno accesso alla documentazione. La cosa interessante del sito è che queste 3 sezioni dialogano tra loro, per cui nel momento in cui il ricercatore o il semplice appassionato fa la ricerca trova documentazione sia legata all'archivio cartaceo che a quello fotografico, che eventualmente alle schede di partigianato. Domenica 10 ottobre si svolgerà la marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità. Lo slogan di questa edizione è la 60ª High Care, del prendersi cura. A chiudere la manifestazione saranno 3 persone simbolo: l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, Cecilia Strada, figlia di Gino, e la moglie dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio Uccio in Congo. Della marcia e dello spirito che la anima abbiamo parlato con Don Pierluigi di Piazza del centro Balducci di Zugliano. A tutti voi bentrovati a questo spazio di approfondimento che oggi Telefriuli dedica alla marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità. Un anno particolare questo, una dedica, diciamo così, particolare che non riguarda solo il 2021 in realtà, ma tutto il prossimo decennio. Il tema è quello della cura, del prendersi cura, del farsi carico. Ai temi che ormai insomma vengono affrontati da anni si aggiunge quello della pandemia, ovviamente con la crisi sociale ed economica che ne è derivata. Poi c'è sempre il tema dei cambiamenti climatici, le guerre, vediamo insomma gli ultimi sviluppi tragici, drammatici che riguardano l'Afghanistan. E allora ecco che questa marcia diventa occasione per riflettere e non solo riflettere, appunto farsi carico di quello che sta accadendo. Ne parliamo oggi con Don Pierluigi Di Piazza del centro Balducci di Zugliano. Direi di partire proprio da questo I Care che dà, credo, molto bene l'idea di quello che è lo spirito che anima questa iniziativa, che richiama sempre tantissime persone. Sì, innanzitutto ricordando che è la 60ª marcia Perugia-Assisi, da quando 60 anni fa un uomo di grande spessore culturale, etico, spirituale, nella laicità, come Aldo Capitini, ha iniziato questo percorso.
da Perugia ad Assisi, perché Assisi diventa un paradigma per chi ad Assisi è vissuto e ci si riferisce subito a Francesco, l'uomo planetario, l'uomo che ci precede in un futuro da costruire, certamente. Ed è molto significativo che ci sia un collegamento fra Assisi e Barbiana, perché su quella porta, dentro alla piccola ma straordinaria scuola di Barbiana, c'è quel motto che è un principio pedagogico fondamentale, I care, mi sta a cuore, interessa, non in senso di un interesse materialistico, interessa, cioè mi coinvolge anche me, anche noi, perché poi il me diventa il noi. L'I care è un coinvolgimento personale e comunitario che porta a prendersi a cuore. Prendendosi a cuore, come conseguenza, il prendersi cura. La cura è una parola straordinaria perché implica una serie di atteggiamenti interiori e poi pratici, operativi. Il rischio è quello invece dell'individualismo, personale o di gruppo, di chiudersi. Anche ad esempio la questione della cura rispetto alla pandemia e adesso la questione dei vaccini fa percepire come siamo dentro pienamente a una visione eurocentrica, per dire un nome, cioè che riguarda solamente una parte del mondo di cui noi facciamo parte, ma la gran parte del mondo pare estranea sia alla cura, sia poi adesso alla vaccinazione. E questo la dice lunga su come il percorso deve essere un percorso spirituale, etico, culturale di fondo e continuo. La cura chiaramente è la salute di tutti, la cura, e pensiamo quanta cura ci deve essere, e l'educazione scolastica e la scuola in quanto tale come passaggio fondamentale di una società. La cura, prendere cura dei bambini, dei ragazzi, dei giovani che crescono e delle loro esigenze. Vediamo anche ultimamente con quanta documentazione e quanta passione loro hanno riproposto anche nell'incontro a Milano la questione dell'ambiente, dicendo che basta parlare, bisogna cominciare a decidere, ad agire. Certamente riguarda le guerre. Papa Francesco parla della terza guerra mondiale in atto a pezzi. Se pensiamo a quanto si investe per le armi, 2021 25 miliardi nel nostro paese, e uno pensa subito, ma con 25 miliardi cosa si potrebbe fare per la scuola, la ricerca, la salute, i servizi indispensabili per dare dignità di vita a tutte le persone in una società, quanto si potrebbe operare, e l'ambiente che è parte integrante della nostra vita, perché noi siamo piccole parti di un grande tutto in cui tutto è interdipendente. Allora ringraziamo molto Don Pierluigi Di Piazza che ha portato qui nei nostri studi un po' lo spirito che animerà questa iniziativa. Ricordiamolo ancora, domenica 10 ottobre, la marcia Perugia Assisi della pace e della fraternità con I Care come davvero stimolo e spunto per la riflessione. Grazie. Grazie a Don Grazie Pierluigi. a voi. Alla Grazie. prossima. Ed ora torniamo a Udine perché questa mattina sono state presentate le novità della mostra di Casa Cavazzini. L'ha seguito per noi la conferenza stampa Isabella Gregoratto. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo in Sala Iace dove si è appena conclusa la presentazione di questa grande rassegna che sarà visitabile a Udine per 6 mesi. Accanto a me l'assessore alla cultura, l'assessore regionale Tiziana Gibelli. La forma dell'infinito, una rassegna importante che costituisce anche un'occasione per far crescere la città. Lei ha ribadito il concetto, va bene curare la mostra, ma è anche importante curare chi ospita la mostra, in sostanza. Sono importantissime entrambe le cose, perché è ovvio che l'evento accende il riflettore sulla città e su tutto ciò che la città offre, anche al di là della mostra. Però
Se non si hanno i luoghi adatti ad ospitare le grandi mostre si rischia di inciampare, perché gli allestimenti sono più complicati, è più complicata anche la sicurezza, ci sono 1000 problemi in più. E il fatto che ci si preoccupi di tenere a dovere i luoghi della cultura e di migliorarli è qualcosa che si fa per quelli che arrivano dopo e non solo per chi c'è adesso, e quindi doppio merito. Si rimprovera sempre alla politica italiana di essere quella che ha come traguardo le elezioni e non quello che succederà dopo. Mi pare che gli amministratori, a partire dal sindaco e dall'assessore alla cultura di questa città, non si meritino questa critica, perché lavorando sui luoghi della cultura loro lasciano a medio-lungo termine qualcosa alla città. E con anche un'osservazione per quanto riguarda il coinvolgimento complessivo della città. Beh, direi che stamattina abbiamo avuto una prova, tutte le forze produttive sono state coinvolte, è importantissimo che anche i commercianti partecipino in questo modo, perché già partecipano comunque agli utili che la cultura produce, ma devono partecipare anche nella promozione. Bene, ringraziamo l'assessore Tiziana Gibelli, grazie per essere stata con noi. Con il sindaco ci siamo già sentiti stamattina proprio per illustrare questa rassegna, un evento importante. Tra l'altro avete anche pensato bene di organizzare in più momenti, perché oggi la conferenza stampa di presentazione qui in Sala Iace, poi è prevista una serata inaugurale con una grande iniziativa anche al Teatrone, al Teatro Giovanni da Udine. Ecco, quindi dato il giusto rilievo a questa importante manifestazione. Sì, è una manifestazione importante, l'hanno detto in tanti, ma io devo ringraziare questo signore che accanto a te... Abbiamo tenuto per ultimo per fargli ribadire le novità. Hai fatto bene, perché io quando ho visitato tante volte la mostra su Eileggio, le mostre che lui ha organizzato, gli ho detto: guarda che tu sei cittadino di Udine, sei nato a Udine, sei cresciuto a Udine, è la tua città, quindi devi fare qualcosa per la tua città. E lui è stato di parola e adesso abbiamo questa grandissima mostra che lui ha organizzato, che lui animerà con i suoi collaboratori. Quindi veramente io ringrazio Don Alessio Geretti perché ci ha portato questo bel regalo per i cittadini di Udine, i suoi concittadini, e poi per tanti che verranno a visitare questa mostra che è di altissimo livello e che darà tante soddisfazioni a chi entrerà in casa Cavazzina ad ammirare queste opere. Bene, grazie anche al sindaco Pietro Fontanini. Don Alessio, l'abbiamo tenuta alla fine di questo collegamento, perché lei stamattina ci ha già dato appunto una primizia. Partiamo proprio da questa primizia, la sorpresa dell'ultima ora. Un Gauguin mai visto prima, che emerge così. Quanto tempo ha lavorato per riuscire ad ottenerlo? Poi parliamo proprio della storia, no, di questo Gauguin. Beh, a volte qualche bel colpo riesce con molta pazienza e convincendo gli interlocutori, che siano grandi musei o collezionisti privati come in questo caso, della qualità e anche del significato che ha la mostra nella quale si vorrebbe la loro opera. Non tutti sono disponibili a concedere i loro capolavori a qualunque genere di esposizione, ma la levatura delle opere che abbiamo raccolto per la mostra di Casa Cavazzini e i temi così toccanti e profondi che di sala in sala potremo affrontare davanti all'incanto delle opere d'arte hanno convinto il proprietario di questo dipinto di Paul Gauguin a concederlo. È la novità degli ultimi giorni che ci ha ulteriormente riempiti di gioia, anche perché è un'opera che da quando fu dipinta nel 1901 a Tahiti da Gauguin, poco prima di chiudere la sua esistenza, non è mai stata visibile al pubblico, perché è sempre stata in mani private, di mano in mano, fino a giungere all'attuale proprietario, che però la provvidenza ha voluto disporre positivamente nei confronti della nostra iniziativa. Bene, e con questa anticipazione, questa spiegazione appunto di Don Alessio Geretti, chiaramente nelle sue parole c'è l'invito
a visitare questa rassegna che comincerà sabato prossimo a Casa Cavazzini a Udine. Da Sala Iace a Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregorato per questo collegamento da Udine. A voi la linea termina qui, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.